Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo spazio in compagnia delle Sibille. Buonasera, vedo che insomma arrivate, mi fa piacere, man mano che arrivate mi fa piacere appunto se salutate. Bene, che dirvi? Io mi chiamo Ildegarda, per le persone che non conoscono questo canale, mi occupo di radionica, radiestesia, tarologia, ermetismo, astrologia, insomma sono un ermetista a tutto tondo, dunque sono qua, metto al servizio, comunque a disposizione, insomma delle persone che passano da qui o quelli che sentono e seguono il canale, un po' di tempo per rispondere gratuitamente a una domanda. È chiaramente un formato anche per farmi conoscere, quindi chiedo sempre a tutti di far spazio comunque anche ai nuovi o a persone che in qualche modo non si sentono da un po'. In ogni caso non andiamo in ordine di arrivo, dunque non vi allarmate se pensate che vi abbiamo saltato. Selezioniamo noi la domanda in base anche a come è formulata, la ricchezza di dettagli. E soprattutto vi ricordo che se venite selezionati, vi chiederemo delle cose, dunque, ci aspettiamo che interagiate con noi. Se non siete lì, quando venite selezionati e non rispondete, passiamo alla domanda successiva, dunque perdete, come dire, la possibilità della risposta. Bene, io più o meno vi ho detto, ma in realtà la domanda dovete mettere il vostro nome, la vostra data di nascita, la domanda deve essere mirata, non chiedete cose generiche, non lasciate troppi sospesi perché non siamo qui per fare la sfera di cristallo a Luna Park, siamo qui per darvi una risposta e ci piace, e quando parlo al plurale non è il plurale maiestatis, parlo del Marietto e della sottoscritta, lui comunque c'è tutte le mattine, la diretta alle 11:20 su questi canali è ormai uno spazio consolidato che il Marietto mette a disposizione, mentre la sera, il lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 21:15 trovate la sottoscritta. In futuro speriamo di riavere il Marietto il mercoledì sera con me, al momento lui si occupa della regia, dunque non sarò io a scegliere le domande, sarà il Marietto, le sceglierà in base ai requisiti che vi ho indicato, dunque dovete mettere il vostro nome e la vostra data di nascita, dovete indicare o mettere dei dettagli comunque nella domanda, per esempio spesso le domande un po' più gettonate sono quelle sentimentali, no? Allora, se siete single, scrivetelo che siete single, magari da lungo tempo, oppure, non lo so, cioè mettete dei dettagli. State cominciando a frequentare Tizio, funzionerà con Tizio nato il XYZ, ok? Cioè cercate di mettere dei dettagli e comunque cercate di essere lì così da rispondere alle nostre domande, ovviamente fermo restando il tempo della differita dal momento in cui parliamo e vi chiediamo al momento in cui voi ricevete e rispondete. Bene, credo di aver detto tutto per quanto riguarda il come porre la domanda. Vi ricordo che trasmettiamo contemporaneamente da 3 canali, i 2 canali YouTube, quello mio, quello del Marietto Veneziano, e dal gruppo Radionica, Radiestesia, Tarologia ed Ermetismo. Quindi soprattutto per le persone che provengono da Facebook è importante che io ricordi e ribadisca la necessità di autorizzare StreamYard a pubblicare i vostri commenti, semplicemente cliccando nel link streamyard.com/Facebook. Appena avrete fatto insomma questo, bene, buonasera Stefano, lui è uno di quelli che ha autorizzato StreamYard, appena avrete fatto questo passaggio noi vedremo appunto il vostro nome e saremo in grado di rispondere se verrete sorteggiati o selezionati. Bene, allora, prima di cominciare, man mano che si presentano delle domande, vi dico le solite cose, le solite per chi è affezionato del canale, ma non per quelli che sono nuovi e che ci conoscono oggi per la prima volta. Siamo ormai online con il sito www.ilcapitano.altervista.org che vedete in sovraimpressione, questa è la home page, dal 2015 ed è da quell'anno che abbiamo cominciato a divulgare, il Marietto in primis, io mi sono aggiunta in un secondo momento, a divulgare la radionica e
altro materiale esoterico o di crescita spirituale. Girate dunque nelle varie sezioni del sito, troverete sicuramente materiale che potrete scaricare gratuitamente e attraverso le semplici istruzioni che sono allegate nei vari PDF potrete fin da subito applicare la radionica al vostro servizio, dunque i circuiti che attraverso le onde di forma possono dare una mano a risolvere alcune fasi, situazioni, periodi della vostra vita, migliorarne, implementarne altri, dunque utilizzateli in base alla vostra necessità. Se avete bisogno di maggiori approfondimenti potete trovare nei nostri canali YouTube, nelle sezioni playlist specifiche, le indicazioni attraverso proprio video esplicativi. Se poi siete invece incuriositi o interessati a fare percorsi di formazione di radionica e radiestesia personali o individuali sulla base delle vostre attitudini, preferenze, necessità, perché può essere applicato a vari ambiti, per esempio le persone che si dedicano alla costruzione, alla ristrutturazione di immobili, all'acquisto e alla vendita, dunque volete essere sicuri di fare buon affare, di acquistare una casa sana, il potenziale che ha un'abitazione, se nasconde acque sotterranee, se ha energie negative, dunque tutte queste cose sono misurabili e si può imparare a farlo, chiaramente salvo ovviamente la sensibilità di ciascuno alle energie radiestesiche. Ma ci sono anche altre cose che trovate nel sito, in particolare la sezione shop dove troverete appunto quelli che sono i nostri servizi professionali, tra cui vedete in sovraimpressione il nostro talismano, è un talismano sefirotico, dunque è un talismano della tradizione cabalistica molto importante, questo simbolo è costato, come dire, parecchio per quelli che hanno cercato di divulgarlo in tempi che non lo permettevano, non lo prevedevano, ma adesso la Cabala e dunque tutta la tradizione e la filosofia di questa conoscenza antichissima che spiega come è stato fondato questo mondo, da quali forze è governato e in che modo è possibile effettuare questa risalita per il ritorno, diciamo così, al creatore, alla fonte, e dunque il nostro percorso di crescita materiale e spirituale soprattutto, è scritto proprio in questo ciondolo, in questo talismano, così come lo vedete, che ulteriormente è stato programmato per la difesa a 360 gradi. Dunque, se siete interessati a questo ciondolo, andate sul sito e troverete tutte le informazioni a un costo di 150 € più 10 € per le spese di spedizione. Sul sito trovate, sempre nella sezione shop, anche i sigilli, ne avete visto uno partire come un flash, questo è un altro, dunque sono di vari colori, questi colori sono attribuiti alle forze planetarie perché si tratta comunque di sigilli planetari e come dire indicato sempre un consulto preliminare perché attraverso lo studio delle vostre forze planetarie, cioè del vostro tema natale oppure del quadrato di nascita a seconda della tradizione con cui osserveremo il cielo, per voi troveremo quello più adatto. Oppure magari avete in mente voi una sfera della vita da propiziare e dunque potremmo valutare comunque qualche rito operativo di alta magia cerimoniale. Qui in sovraimpressione vedete alcune immagini di alcuni riti calibrati sulla necessità, sul bisogno della persona e sull'intento che desidera insomma propiziare. Si tratta comunque di magia cabalistica. Eseguiamo inoltre dei protocolli di riequilibrio sia a 360 gradi, dunque per ripristinare gli equilibri su vari livelli e vari fronti dell'esistenza, della vita, compreso traumi passati, pensieri negativi, le possibili fatture, magie o attacchi occulti che possiamo aver ricevuto noi, la nostra famiglia o noi magari siamo i discendenti di un'antica maledizione, per dire, no, tanto per fare un esempio, ma non è così inusuale. Ecco, noi pratichiamo appunto questi protocolli di riequilibrio che vanno
aiuteranno a ripulire le persone e tra cui anche un protocollo specifico per il post vaccinazione. Benissimo, allora io spero di non avervi annoiato, ma intanto ho preso tempo così che si sono presentate altre domande. Okay, benissimo, cominciamo dalla prima. Okay, Stefano nato il 26 dicembre '68, chiede se, lui e Maria del 6 novembre '71 staranno insieme. E allora vediamo. Stefano, sei qui con noi? Ci stai seguendo? Sai che sei stato scelto, dunque gentilmente ti volevo chiedere una cosa. Intanto dimmi se sei qui. E se sei qui, dimmi se vi state conoscendo adesso, se è una vecchia conoscenza, se sei sposato o separato, cosa sai di lei? Velocemente, tanto per poter identificare eventuali figure che si dovessero mostrare perfetto. Stefano, mi fa piacere che tu ci sia. Allora, credo che tu abbia capito nel frattempo anche cosa, vorrei capire. Dunque, se è una persona che ti interessa, ma tu sei già impegnato, se lei è impegnata, cosa ci puoi aggiungere? Perché spesso nelle stese poi compaiono, delle figure. Intanto io le giro e poi sono io stessa anche a chiederti ulteriori conferme. Allora, Stefano e Maria, vediamo. Beh, il taglio è molto bello. Allora, il taglio è veramente bello, aspetta che leggo, ci conosciamo da qualche mese. Benissimo. Ehm, le premesse ci sono, eh. Le premesse al taglio sembrano proprio esserci. Vediamo un pochettino. Allora, eh, diciamo che qualche scossone si vede più avanti. Vediamo un po'. Partiamo comunque per gradi. Devo dire che, e qui ti chiedo se sai o se sei consapevole di alcune cose, cioè c'è stato e c'è, non sembra una cosa virtuale, cioè io non so se tu la conosci fisicamente, nel senso che, magari è nella città dove vivi o la vicina di casa, sto facendo un esempio, però ecco non ci sono carte di distanza particolari, dunque deve essere un qualcosa. Vediamo se okay, vi conoscete da qualche mese, se mi puoi dire appunto se è una conoscenza proprio di persona o, su queste piattaforme, e dunque una conoscenza virtuale. Sembra però che ci siano dei sospesi nella linea del passato, ci sono delle cose poco chiare, dei segreti o la possibilità che comunque uno dei 2 all'inizio o non fosse completamente sicuro, no, di come potesse andare la cosa, o comunque ha taciuto il fatto di frequentare anche qualcuno, cioè di non essere, una cosa viviamo distanti, okay. La conosci, vivete distanti. Ecco, non sembra la distanza un grande problema, non viene segnalata in modo particolare, però, comunque devo dire che c'è qualcosa, che, come se o lei, stesse già o tu, ecco, io non compare il protagonista della prima linea. Dunque c'era la possibilità anche che si stesse valutando anche altre persone, altre conoscenze. Fatto sta, passiamo al presente, che in questo momento comunque c'è, soprattutto da parte tua, no, c'è questo gran signore, dunque un corteggiamento, un rendersi molto disponibili, un darti da fare, sembra comunque, ben accolta in ogni caso, il tuo interesse. E, il momento è buono, okay, potrebbe essere anche l'occasione di farsi avanti in qualche modo, però cosa vedo succedere nel prossimo periodo? Qui vedi c'è una donna più giovane,
Questa donna più giovane potrebbe essere una figlia o tua o sua, io non so se qualcuno di voi 2 ha figli, entrambi o nessuno, ma non lo so. In questo caso il senso della donna più giovane allora, cambia, okay, però compare comunque questa figura. Vediamo se per caso aggiungi un qualcosa. C'è qui dunque questa, io direi figlia, mettiamola così, e questa possibilmente darà delle preoccupazioni e sarà necessario che ci si occupi di lei. Vedi che, o questa figlia non sarà tanto d'accordo, magari è una figlia problematica, qualcuno che, problematica per carattere oppure problematica perché non avrà bisogno veramente di assistenza, di aiuto e dunque questo può creare confusione in un possibile rapporto che nasce. Ripeto che attualmente è in corso un corteggiamento e che sembra abbastanza ben accolto, ma nel prossimo periodo tu o lei, qui non si sa, non si capisce anche qui, però di fatto c'è una donna più giovane che creerà un po' di confusione e avrà bisogno di aiuto, E questo secondo me, determina, ehm, la fine di una corsa o un profondo cambiamento, anche perché, c'è, come dire, un andare, un doversi occupare di questa problematica. Dunque questa partenza, questo avvio stenta, non decolla e tra l'altro compare una figura del passato. Ehm, magari, è anche possibile che, se la figlia di cui si parla qui o questa donna giovane di cui si parla qui e che avrà bisogno di un aiuto, di sostegno, ti, come dire, mhmm, farà cambiare i tuoi obiettivi, perché avrai delle altre priorità e forse in questo caso potrebbe in qualche modo tornare all'orizzonte, ma non per forza tornare insieme, ma avere di nuovo un ruolo, una persona, un ex che magari è la madre di questa figlia. Dunque ci sono delle situazioni che cambieranno in corso e non vedo questa partenza con lei, con questa Maria. Sembra piuttosto ritornare alla ribalta una persona del passato. E, anche qui vedi, qui sembra anche, che a un certo punto le comunicazioni, ehm, ma anche le speranze di questo rapporto si riducono notevolmente. Forse anche se adesso, ti ripeto, anche se adesso vedo molta partecipazione e tante cose, che, potrebbero anche diventare interessanti da condividere, c'è però un qualcosa qui che cambierà il corso degli eventi. Non che poverina questa persona di cui o lei o la Maria o tu, vi dovrete occupare, perché è chiaro che non è intenzionale, a meno che non sia proprio d'accordo, magari, ma non sembra neanche attaccare la coppia direttamente, sembra proprio che si genera preoccupazione o caos rispetto a questa persona che avrà bisogno di aiuto. E qui secondo me poi diventa un po' più difficile riattaccare bottone, Allora, sembra comunque che, ci sia il pensiero, un qualche pensiero, la ricerca di una qualche soluzione, ma ancora non si vede partire questa relazione, non penso. Allora, Alessandra per il nipote. Ehm, Marietto sicuro che rispondiamo per, persone che non sono presenti? Allora, vediamo Doriana. Prego Stefano, figurati. Allora, Doriana sei presente? Sei fra noi, Doriana? Fammi un cenno se sei fra noi, se, così che io, rispondo te, altrimenti passo alla prossima domanda.
Ok, il Marietto è passato un'altra domanda. Mi raccomando, siate tempestivi, rispondete quando siete chiamati in causa. Sara, vorrei sapere nei prossimi mesi riuscirò a trovare un lavoro. Al momento sono ferma, 25 gennaio del 78. Sara, sei presente? Mi confermi di essere qui? Aspetta un attimo, Marietto. Vediamo se Sara risponde. Se è qui con noi, se non è andata a prepararsi una tisana. Allora, mi raccomando, ragazzi, io se siete chiamati o se fate una domanda, non è neanche carino che fate la domanda e poi vi date alla macchia, cioè che senso ha? Io giustamente passo a un altro, se Sara non risponde passiamo alla prossima. Allora, passiamo alla prossima domanda, Marietto. Cira, allora, stessa domanda, Cira ci sei? Perché sennò io passo avanti, eh. A me che mi facciate le domande, poi mi lasciate a me stessa, non me ne faccio nulla, io sono qua per voi, mica... Scusate. Cira, ci sei? Ah, prima o dopo qualcuno che c'è lo trovo, perché qualche persona online c'è. Allora, Cira, va bene, passiamo alla prossima. Lucy, vediamo se tu ci sei, Lucy. Fammi un cenno, Lucy, per favore. Facciamo prima chiedere chi c'è. C'è qualcuno? Mi scrivete i nomi di voi che ci siete. Io ci sono, così faccio che selezionare chi c'è. A me di domande messe là e poi dopo la gente non interagisce. Ah, benissimo, Lucy c'è. Oh, va là, brava Lucy. E sarai premiata. Allora, vediamo se è finita per sempre con Antonio. 13 novembre del 74 e Lucia 12 ottobre del 74. Ok, allora vediamo un po'. Vediamo com'è la situazione. Evitiamo magari, evito di formulare domande tendenziose perché è un po' come imboccare le sibille, poi non si sa come interpretarle. Allora vediamo cosa succede, insomma, che sviluppi può avere tra te e lui. Se torna si vede, se non torna si vede pure. Allora, Antonio, 13 novembre 74 e Lucia, vediamo un po'. E Cira, ormai. Allora, dottore leggerezza. Allora, diciamo che eh, stiamo a vedere, vediamo cosa dice la stesa, ma una possibile, un sollievo, un qualcosa che può esserci. Vediamo anche solo un chiarimento, vediamo un po' cosa c'è. Ma allora, Lucy, allora mi hai chiesto se è finita per sempre. Io vorrei capire se tu hai un'idea di come possa essere finita e poi soprattutto quanto siete stati insieme. Ti chiedo di darmi queste delucidazioni perché qui compaiono delle figure, tra cui in questo momento una donna maritata. E allora voglio capire se lui non ha magari qualcuno vicino nella cerchia delle sue conoscenze, tra le persone che sta frequentando, una figura che magari è separata. Però ecco, attenzione perché poi compaiono anche altre cose, dunque ho necessità gentilmente se Lucy mi puoi è un mese che non ci sentiamo, okay, sono stata 4 anni insieme, entrambi separati, perfetto. Allora, 4 anni insieme insomma non è poco. Allora qui cosa c'è? Partiamo dal fatto che comunque nella linea del passato sono in ballo anche degli interessi, perché comunque ci sono delle situazioni, intanto il mercante, individua quasi sempre una persona che si fa 2 conti sui vantaggi delle cose. Potrebbe anche essere comunque un uomo che si è
ehm, eh. Sì, allora, vedi, è comunque un uomo che si è fatto da sé, o che in qualche modo potrebbe anche essere, qualcuno che è un piccolo imprenditore, un commerciante, oppure ha proprio un'attitudine a calcolare i vantaggi, perché poi c'è anche l'omaggio di preziosi, dunque comunque c'è un qualcosa che, sembra essere quasi un vantaggio, no, la valutazione di un'occasione, un'opportunità con una donna del passato. Effettivamente nella prima linea si intravedono, questi spiragli e in lui è anche possibile che abbia un po' ripreso un vecchio discorso. Perché ti dico così? La carta del denaro parla di accumuli o le cose che provengono e arrivano dal passato, la donna del passato, una situazione che si è accumulata, si è trascinata nel tempo, lui che si fa avanti. Dunque, qui mi sa che lui ha rivalutato un qualcosa e adesso, vedi, falsità, donna maritata, casa, conversazione, sembra che comunque stia un pochino cogliendo quest'occasione. Dunque non lo vedo solo, ma non lo vedo con lei. Sembra più che altro che stia prendendo, come dire, una palla al balzo per valutare oppure per trascorrere del tempo, con qualcuno, ma non si vede un qualcosa in più, però si vede un clima familiare. Dunque deve essere per forza qualcuno che lui conosce già, con cui era a suo agio. Cosa si vede però nel prossimo periodo? Perché ricordiamoci che la domanda riguarda comunque se lui torna. E diciamo che nel prossimo periodo potrebbe, vedi, l'amica, il belvedere, danno l'idea di, una serenità o una persona che potrebbe fare una conoscenza che avete in comune o una tua amicizia, qualcuno che in qualche modo ti dirà delle cose. C'è qui la carta della gelosia, dunque potresti ricevere delle notizie che ti faranno soffrire, anche perché poi cosa si vede? Fortuna, disgrazia nemica, qui chiaramente, non sembra un suo ritorno, sembra piuttosto che prenda piede un'altra persona, un'altra donna, come se fosse la sua occasione e che questo determini invece una una rottura definitiva. Dunque, cosa può voler dire? Che magari, sarà più preso da questa che dall'idea di tornare. Probabilmente ci sono cose che lui non ha concluso con questa persona, perché ti ripeto, ho la sensazione che la conosca già, che sia già qualcuno che lui conosce. E qual è l'esito? Mah, vedi, io non penso che questo sia lui che torna. Sembra invece che arrivi un uomo un pochettino più giovane di te, che sta lontano, lontano. Dunque, a meno che qui non dica che lui va a trovare un figlio che vive lontano, questo potrebbe anche essere, perché non so se lui magari ha un figlio già grande che lavora, vive lontano, ma non vedo in che modo questo possa rispondere alla domanda se è finita veramente, ma a me sembra che la risposta ce l'abbiano già data qua e che tutto sommato lui non torna per tempo e sembra che, arrivi un'altra persona per te, un'altra persona per te. E attenzione perché il Gran Signore potrebbe anche indicare che magari è un uomo che merita di vedere come va e se la vita magari ti premia con qualcosa di meglio per te, mh? Okay. Allora, vediamo un po' la prossima. Grazie, bene, mi fa molto piacere, questo è sempre bello, sapete un po' le recensioni, no, ormai
con tutte queste cose online, le recensioni fan sempre piacere. Allora, bene, allora l'altra domanda, Marietto, facciamo una terza domanda. Ehm È sempre la stessa? Ma mi prendi in giro? Fai come le luci del teatro che avvisano la fine della ripresa. Allora, abbiamo visto che Abbiamo fatto 30 minuti Hilde. allora erano proprio come le luci del teatro. Allora, mannaggia, come avete capito dovete restare lì perché magari vi sorteggiamo, magari è il vostro turno, poi voi non ci siete. Allora, facciamo così, ora che avete capito più o meno il nuovo formato, ricordatevi di trascorrere il tempo con noi, va bene? Dunque mercoledì avremo un altro spaccato di un'altra occasione, un'altra opportunità. Domani mattina comunque alle 11:20 con il Marietto, sempre su questi canali. Io vi aspetto mercoledì, mi raccomando cercate di restare con me, che monologare da sola non è la mia massima ambizione e aspirazione. Buona sera